Non si fermano gli incontri estivi scoppiettanti di non conforme, questa striscia di puntate incredibile ci sta dando delle enormi soddisfazioni, un'estate calda, anche se qui in effetti il tempo è un pochino più mite, per fortuna, ma qui siamo sempre più calienti e non importa, sono anche calienti i temi che trattiamo con passione e col contributo di persone sempre eccezionali che vengono qua a offrire le loro opinioni e i loro punti di vista e i loro contenuti. Ritorni su ritorni oggi. Non solo, abbiamo un ritorno di Sandro Torella oggi con noi. Sandro, ancora una volta qui, che bello, in pista. Ciao Gabriele, ciao a tutti, eccoci ancora in pista. Reduce dal successone del Festival Neanche gli Dei, bellissima serata qui a Cagliari con Andrea Colombini, e poi altro ritorno, questo a fondo un po' da recente passato, ci sente da 2 anni, quasi 2 anni, mai tornato a trovarci, Fabio Conditi, presidente, economista, presidente dell'Associazione Moneta Positiva, penso sia ancora il presidente, no Fabio, sei ancora il presidente di Moneta Positiva. Sì. Perfetto, quindi moneta positiva più che mai. Perché questi 2 personaggi brillanti sono qui con me oggi in compagnia e in coppia? Sono venuto a scoprire, ma non sono il solo a saperlo, della presenza e dell'esistenza di un meraviglioso spettacolo teatrale che coinvolge queste 2 persone in un meraviglioso intervento combinato di teatro, ma anche di conoscenze, di formazione, tanto per gradire in campo economico. Già conosciamo il simpaticissimo e grande spettacolo di Sandro Fanculo il Pil, che abbiamo avuto modo di apprezzare qui a Cagliari nella sua forma live, e adesso abbiamo la possibilità di parlare in maniera, diciamo così, certo, per un po' approssimativa, perché bisognerebbe trattare il tema in maniera più approfondita, però intanto vediamo un assaggio di un altro spettacolo che Sandro Torella e Fabio Conditi hanno realizzato e portano in giro con motivazioni nobilissime dal punto di vista appunto della formazione economica e anche della satira. Lo spettacolo, neanche a dirlo, si chiama Zitto e Stampa. Un assaggino ce l'ha dato già l'altra volta con Fanculo il Pil, zitto, stronzo, stampa. Adesso è l'imperativo proprio zitto e stampa. Si capisce benissimo, Sandro, dove si vuole andare a parare con questo tipo di invito. È un invito che nasconde ovviamente una consapevolezza ben chiara, credo. Sì, è un invito che nasconde una verità. Innanzitutto il teatro ha una funzione catartica, ha funzione di intrattenimento, ma è una funzione secondaria. La prima è conoscitiva, la prima è svelare qualcosa che riguarda l'uomo, che può essere un discorso di carattere sociale quale l'economia, o tanto più un discorso di carattere estremamente personale e psichico, quale l'indagine attraverso qualsiasi personaggio di ogni storia che nella cultura nostra antica o contemporanea viene sviscerata attraverso i testi. In questo caso siamo di fronte a uno spettacolo che verrebbe da dire di teatro civile, così vengono chiamati gli spettacoli contemporanei, in cui ci sono delle trattazioni di carattere sociale, a volte giornalistico, d'inchiesta, a volte, come in questo caso, è una sorta di falsa lezione. Fanculo il Pil aveva quel tipo di approccio e di intento, sebbene fosse uno spettacolo strutturato, e in questo caso insieme a Fabio abbiamo tirato su con qualche prova, diciamo, un qualcosa che innanzitutto nasce da un percorso che in parallelo abbiamo portato avanti, io dal punto di vista dello spettacolo, lui dal punto di vista dell'associazione, dunque dal punto di vista culturale e poi anche fattivo, perché non dimentichiamoci che sono state fatte delle proposte governative, che alcune di queste proposte sono state messe in atto e che hanno prodotto dei risultati tangibili. Per cui siamo di fronte a uno spettacolo molto particolare che vede in sé l'aspetto culturale formativo, ma anche l'aspetto concreto, dunque politico nel senso più alto del termine. Certamente. Quello che mi sorprende moltissimo è la collaborazione, cioè che l'ho scoperto con molto piacere, è la collaborazione incredibile con Fabio che penso non è iniziata da ieri, penso sia una collaborazione iniziata da diverso tempo. Infatti volevo chiedere a Fabio,
come i vostri destini si sono incrociati, a tutti e due in effetti, però come i vostri destini si sono incrociati a un certo punto è nata questa collaborazione, insomma, così produttiva. Già conosco il background economico, sociale, temi di studi di Sandro, però a questo punto questo intreccio di vicende mi incuriosisce, ecco, anche perché poi questa cosa ha aperto il là a questa collaborazione artistica, ecco, anche. Ma Fabio. guarda, in realtà è una cosa molto recente, cioè non è che ci conosciamo da tanto tempo. Noi ci siamo conosciuti all'inizio di quest'anno per un amico comune che è Claudio Testa, il quale mi ha mi ha fatto vedere qualcuno dei suoi video. Io ho intravisto nel suo percorso un'analogia e un parallelismo rispetto a quello che noi stavamo facendo più da un punto di vista didattico e lui più da un punto di vista spettacolare, però i temi erano gli stessi, la formazione era la stessa, l'idea di fondo era la stessa e quindi ho voluto conoscerlo, ci siamo incontrati a Roma e è scoccata una scintilla, nel senso che ci siamo subito trovati in sintonia, non abbiamo dovuto poi ragguagliarci più di tanto perché eravamo entrambi consapevoli di determinate problematiche e desiderosi di comunicarle a tutti quanti. E quindi è iniziata subito la collaborazione con il convegno della Camera dei Deputati a Roma, abbiamo fatto un convegno piuttosto importante dove ho gradito la presenza anche di Sandro e di Claudio Testa che hanno fatto dei piccoli intermezzi di carattere, di lettura di testi vecchi che però fossero attuali e questo ha dato l'inizio a una collaborazione più ampia perché stiamo cercando di trovare un formato, uno spettacolo che abbiamo chiamato economicomico che permettesse alle persone di informarsi però rilassando, divertendosi e cercando di creare una sintonia con il pubblico diversa rispetto a quella di un convegno classico. È una bella esperienza stata, insomma. Quindi è interessante. Economico, economicomico. Economicomico. Mi avete colto in fallo stavolta, questo è interessante. È già una cosa che in effetti è sperimentata da Sandro con Fanculo il PIL. Ridere, però facendo ragionare di economia. E questa è la cosa interessante. Sandro, allora, noi conosciamo già più o meno lo svolgimento di Fanculo il PIL. Ora, senza spoilerare lo spettacolo nella sua essenza, ora, più o meno lo svolgimento di quest'altro spettacolo ha dei punti di contatto con Fanculo il PIL o prende un'altra strada? Allora, i punti di contatto sono molti, ma è diverso nel senso che io credo che Fanculo il PIL sia quel gioco, lezione iniziale che ti permette di entrare in contatto con un modo di vedere le cose che prima non avevi, che tu fossi un laureato o comunque una persona attenta ai discorsi finanziari e economici o che ne fossi totalmente privo, nel senso la maggior parte delle persone non è che ne sanno o se ne occupano o hanno studiato neanche ragioneria, neanche economia alle superiori, per dire, no? Una volta si faceva addirittura economia domestica a scuola, adesso neanche quello. Per cui la maggior parte delle persone sono totalmente analfabete da questo punto di vista, non sanno le cose. E allora quello spettacolo ti mette nella condizione di capire e anche di capire le persone che invece sono convinte di essere alfabetizzate, ma in realtà conoscono dei modellini che non sono validi nella realtà che noi viviamo. Per cui tutto quello che viene insegnato poi nelle università, nelle scuole, in realtà non è conforme, sono dei modelli teorici non conformi alla realtà di fatto. E allora Fanculo il PIL è una ottima premessa. Zitto e stampa invece è scendere nella materia, mettere le mani dentro la cioccolata, iniziare a sporcarsi, a gustare questa nuova materia, a capirla fino in fondo, perché poi Fabio utilizza uno strumento eccezionale che io aborro, che però invece ci piace perché alla fine funziona, che sono le slide. Queste slide, però sono funzionali. Per cui diciamo, noi lottiamo nel dire, io dico no, non mette quelle carte, no, basta con le slide, lui li mette a forza e da questa lotta nasce un equilibrio che è quello col pubblico, perché diventa una sorta di pseudo lezione, conferenza, però spettacolo, anche interattivo, per cui il pubblico poi l'altro giorno una persona che fa l'imprenditore ci ha chiesto pure notizie riguardo all'IVA, riguardo
alla scienza delle finanze, poi di fondo alla tassazione, per cui si crea pure un'interazione col pubblico, è qualcosa di pratico che ti porta ad arrivare al risultato, cioè come risolviamo i problemi, mentre nel Fanculo il PIL io questa cosa l'ho lasciata aperta, essendo più spettacolo, lascio la gente che torni a casa senza una vera soluzione, ma con il sapore del dubbio. Invece qui noi scendiamo nella pratica. E secondo me, ecco, è il 2 di Fanculo il PIL, visto dal lato mio. Una sorta di fanculo. Sì, in effetti, Gabriele, la novità, diciamo, rispetto a Fanculo il PIL, che diciamo che è l'inizio, diciamo, di questo tipo di comunicazione, è il fatto che noi abbiamo portato quello che è il bagaglio culturale dell'Associazione Moneta Positiva, che sono le soluzioni. Cioè, in un mondo in cui è facile criticare il sistema, cosa ben più difficile è cercare di far capire alle persone che in realtà le soluzioni esistono e sono anche facilmente a portata di mano. E questo è, diciamo, l'obiettivo di questo spettacolo, è non solo farti riflettere su qual è la situazione attuale, quali sono le cause di tutte quante le emergenze, le crisi che ci sono, non solo analizzare quale è, diciamo, che cosa sta succedendo e perché sta succedendo, ma cercare di individuare anche soluzioni che siano concretamente realizzabili e che possano portarci fuori da questo pantano cosiddetto. E questa è una scommessa difficile, ma che, diciamo, in maniera leggera, in maniera diciamo divertente, stiamo cercando di comunicare, perché in fondo questo è il nostro obiettivo, insomma, di fare cultura. Moneta Positiva, tra l'altro, è una realtà che, come giustamente hai detto tu, ha proposto una marea di soluzioni intelligenti su questioni economiche, ed in qualche caso queste soluzioni sono state anche prese in considerazione dai governi che si sono succeduti. Quindi qualche risotto pratico, ahimè, purtroppo non corposissimo, però già qualcosa di interessante è successo grazie a quello che Moneta Positiva ha cercato di mettere in campo. Sfortunatamente questo genere di soluzioni intelligenti, razionali e proficue per l'economia a vantaggio di tutti non piacciono a certi poteri. Questo è ahimè il grosso problema, Sandro, vero? Ma guarda, poi risponderà, diciamo, tecnicamente con i Certo. numeri giusti Fabio, che ne è esperto. Quello che è successo, correggimi se sbaglio Fabio, questo è poi campo tuo, nel senso che l'avete fatto voi, quello che è successo è che è stata messa in atto la pratica. Questa pratica, attraverso il superbonus, ha comportato una crescita della massa monetaria in circolazione e l'aumento del PIL, per cui hai prodotto il risultato per poi cancellarlo deliberatamente, giustificandolo con delle idiozie per smembrare tutto quello che avevi già costruito e che dovevi continuare a costruire. Tra l'altro, vicino casa di mio padre c'è un cantiere aperto, non vanno avanti, per cui adesso al posto del lavoro concluso c'hai topi, cinghiali, il cantiere aperto, lo schifo, i turisti che non tornano, cioè hai creato un mostro semplicemente per volontà politica. Noi siamo di fronte a un'associazione, nel caso Moneta Positiva, e a uno spettacolo che indirettamente, perché non l'ho fatto io questo provvedimento, hanno dato la base per la creazione di una svolta epocale nel nostro paese, che viene bloccata, noi possiamo dire, dal maestro Mario Draghi, ma noi dobbiamo dire soprattutto da un popolo totalmente inconsapevole che non ha capito nulla di quello che è accaduto e che sta accadendo. È per questo che ci muoviamo, per rendere consapevole il popolo. Però, virgola, tacci vostra, a rivirgola, cercate pure di darvi un attimo una scossa, perché altrimenti non è che te posso citofonare come un testimone di Geova e stanarti per dirti le cose che già esistono. Magari se esci un attimo di casa e vieni a capire, ci dai una mano. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, Sì, prego. Perfettamente, no, è giustissimo, ma comunque la soddisfazione che per bloccare uno strumento innovativo come il credito d'imposta cedibile abbiano dovuto mandare il massimo rappresentante a livello mondiale dei poteri finanziari e bancari, che è Mario Draghi, è stato motivo di soddisfazione, cioè, ma io lo metto nel curriculum, perché abbiamo scomodato
un soggetto che diciamo è pluririconosciuto a livello mondiale come colui che tutela gli interessi di questa piccola finanziaria a livello mondiale. E la cosa più bella ancora è che non è riuscito neanche a cancellare lo strumento, anzi noi abbiamo ottenuto un risultato che ha dell'incredibile, cioè il credito d'imposta cedibile, che prima era una fattispecie giuridica che non esisteva nelle norme, cioè avevamo stiracchiato qualcosa che esisteva già, che era il credito d'imposta, ma dandogli una connotazione innovativa con la cedibilità, in realtà abbiamo costretto l'Europa a inserire nei trattati e quindi nel manuale della gestione del debito e del deficit pubblico, inserire questa fattispecie, e quindi questo strumento ormai è diventato norma e quindi non si può più dire che non si può fare, perché le norme lo definiscono in maniera chiara e diciamo lo hanno introdotto come un elemento possibile all'interno dell'ordinamento giuridico statale. Quindi è una novità assoluta e vedremo nei prossimi mesi come riuscirà il governo a gestire una situazione, diciamo, molto delicata, perché dopo aver bloccato la cedibilità si sono accorti oramai che questo blocco ha generato un crollo improvviso del PIL a cui devono mettere mano. Quindi sicuramente ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, perché dovranno in qualche modo rimettere in campo questo strumento, perché non solo è servito negli anni scorsi, ma dovrà servire di nuovo, perché la situazione italiana rischia, se no, di avere un tracollo. Quindi vedremo delle belle di questa cosa. Senza dubbio. La cosa bella è che comunque sia, si sono dovuti scusate l'impapinamento, per gli ascoltatori che in questo momento stanno sentendo questa puntata, se la mia voce arriva più chiara perché abbiamo riparato il microfono, l'altro microfono, quello buono, quindi adesso la voce è più chiara, prima era un pochettino più evanescente. Quello che è successo è che avete ingaggiato una lotta tra titani della finanza per cercare di portare a casa un risultato concludente. Quindi adesso c'è una guerra in corso. Le soluzioni pratiche esistono e vengono ovviamente scoraggiate. Noi facciamo un programma 2 anni fa in cui ci chiedevamo: si tratta di un reset o si tratta di una rapina? La risposta ce la diede Fabio 2 anni fa: è una rapina bella e buona. Infatti il reset è andato a puttane. La rapina rimane, perché questo è l'obiettivo: impoverire la gente, depauperarla fino all'osso, renderla proprio, in Italia soprattutto, perché l'Italia è il bersaglio privilegiato di questi masnadieri, cercare di spolpare l'economia italiana anche degli strumenti più intelligenti, quelli che aggirano anche il problema euro, e questa è la cosa inquietante. Non so se la riflessione che ho fatto... No, è corretta, e la tristezza, e comunque il problema è che chi combatte contro di noi e contro questi strumenti non è solo il potere ormai consolidato, ma spesso anche coloro che si dichiarano antisistema vedono, non di buon occhio queste nostre soluzioni, perché hanno paura che in questa maniera poi dopo non si esce più dall'euro o altro. In realtà noi abbiamo dimostrato che con queste nostre soluzioni semplici e realizzabili domani mattina si possono risolvere problemi senza la necessità di uscire dall'euro. Cioè noi possiamo riformare il sistema senza in realtà fare delle trasformazioni colossali, e quindi questo permette di vedere il funzionamento del sistema economico e monetario in maniera completamente diversa. Come diciamo sempre, il soggetto che ha ancora oggi la sovranità monetaria e che ha ancora il potere di intervenire e dare seguito alla frase zitto e stampa è lo Stato, e lo Stato ha ancora questo potere e deve e può usarlo per risolvere i problemi che abbiamo. Senza dubbio. Ora mi rivolgo a Sandro. Ora, noi veniamo da 2 anni, a parte i 2 anni in cui sono state sperimentate le peggio cose dal punto di vista dittatoriale, veniamo anche da 2 anni in cui sono state tentate delle soluzioni assurde dal punto di vista economico. Prima, come giustamente detto nello spettacolo, ci hanno sommerso, tra virgolette, di soldi, dicendo che tanto c'era la crisi, la pandemia, e hanno stampato moneta come se non ci fosse un domani, buttando moneta nella comunità,
saturando di moneta il sistema, ed era un modo per cercare di allungare il brodo di una situazione ormai decadente. Ora che sono arrivate le spallate economiche al sistema finanziario, spallate importanti, perché si vedono anche i risultati adesso, persino l'Africa ci sta mandando a cagare, nel senso, proprio molto chiaramente, perché hanno capito anche loro come sta tirando l'aria e stanno iniziando finalmente a scorrere il gioco della schiavitù. E finalmente vedremo un'Africa diversa. Ora che questa cosa il mondo sta veramente cambiando da quel punto di vista, gli strumenti di economia che possono veramente dare il benessere alla gente, quindi far tornare la gente ad avere un benessere relativo, quindi anche a comprare, consumare e non vivere nell'indigenza. Questi strumenti concreti, come li ha descritti Fabio, sono anche adesso realizzabili, ora che sono queste spallate, anche se adesso stiamo veramente andando in un periodo di grosso disfacimento, ma anche di grosse opportunità. Cosa ne pensi? Allora, guarda, intanto il discorso della moneta messa nel mercato, questo è successo nel periodo della pandemia, ma in Germania, non in Italia. Certo. E poi c'è da fare una distinzione fra la moneta a debito e quella invece del singolo Stato. Per cui quello che noi spieghiamo, cioè la chiacchierata, l'incontro che facciamo, lo spettacolo, chiamiamolo come vuoi, serve proprio a questo, a chiarire questi punti, a capire il percorso, i passaggi, anche l'interazione col pubblico ci aiuta a rendere tutto quanto più chiaro. Quello che sta accadendo oggi è paradossale perché la problematica del signoraggio, in questo caso anche da parte della Francia nei confronti dei paesi che ha conquistato, perché il colonialismo economico è pari al colonialismo militare dal punto di vista della soggezione, manca la sparatoria, magari anche c'è pure quella, magari in altre forme, ma insomma il meccanismo è lo stesso, è sempre di soggezione dei popoli. Io mi ricordo un'intervista di Giorgia Meloni di qualche anno fa dove spiegava proprio questa cosa, urlava questa cosa in trasmissione: la Francia contro l'Africa, la Francia maledetta, adesso è amica di tutti, fa la badante di Kissinger, la badante di Biden, badante Biden, questo è anche un gioco di parole, sì, sì, babà, è amica di Macron, il compare di Zelensky, cioè, è amica di tutti. E questa cosa che diceva dell'Africa se l'è completamente dimenticata. A quanto pare alcuni paesi di quella zona in qualche modo si ribellano, quello che poi accadrà staremo a vedere. Ma comunque lo schema è sempre lo stesso. Io non so se lì chi si è ribellato dal punto di vista militare abbia anche gli strumenti conoscitivi sul piano economico per muoversi. Io questo qui chiaramente non lo so, spero che li abbiano affinché possano prendere una strada che sia costruttiva. Poi chiaramente prima di loro spero che possiamo farlo noi. Dico una frase per farmi capire, poi spesso mi capita nelle mie esternazioni anche satiriche sul web con decine di migliaia di persone, se non centinaia, che vanno a intervenire, che vedono, che fanno, alcuni ma da dove è uscito questo, ma chi sei, ma dove devi andare, ma non capisci niente, il quoziente intellettivo sotto zero. Cioè ragazzi, noi stiamo cercando di portare a conoscenza, dopo aver fatto delle cose importanti per anni, delle questioni risolutive già oggi dei problemi di tutti, e devo pure sentirmi dire non capisci niente, un po', questo capiscimi anche tu Fabio che facciamo spettacolo insieme, però un po' la voglia di rimanete nella merda e restateci col gusto di vedervi soffrire, un po' ce l'ho. No, un istinto di Bill Gates dentro di me sta vivendo, sta crescendo. No, dobbiamo essere, diciamo, tolleranti e accoglienti. Io dico sempre, e in questo sono diverso rispetto a Sandro, io dico sempre che 10 anni fa io ero come loro, cioè non riesco a condannare coloro i quali oggi, giudicano anche molto criticamente le cose che diciamo, eccetera, perché in fondo io 10 anni fa non mi occupavo di economia, come tutti avevo una consapevolezza monetaria praticamente nulla, e ero convinto delle cose di cui sono convinti tutti. E quindi il problema è che a un certo punto ti deve scattare una scintilla, devi riuscire a capire che quello che vedi, come diceva Platone, nella caverna, quelle ombre non sono vere,
e devi avere la voglia però di fare il percorso di uscire dalla caverna e di cercare di capire qual è la verità. In questo caso la verità è complessa e qui è il nostro ruolo, quello di cercare di far capire che quando si parla di moneta, si parla di soldi, di denaro, non è tutto uguale, cioè la moneta ha tante sfaccettature, è fatta di tanti strumenti diversi che a seconda di chi li emette, di come li emette, di dove li mette, la moneta cambia completamente il suo effetto nel sistema economico. Oggi viviamo sostanzialmente con una moneta che è un debito per la collettività, per tutti noi, genera quindi debito continuamente, pagamento di interessi continuo e quindi siamo in una situazione praticamente di schiavitù, dove chi gestisce la creazione del denaro, che è sostanzialmente istituzioni private, controllano l'economia, la società e tutti noi perché ci indebitano con un debito che non è estinguibile, cioè matematicamente non estinguibile. E quindi questa è la difficoltà, cioè quella di cercare di far capire realmente qual è la differenza tra una moneta e l'altra, perché in alcuni casi emettere moneta ha un effetto benefico, perché invece in altri casi non ce l'ha. E questo è il compito che noi abbiamo, però insomma diciamo che di strada ne abbiamo fatto. Abbi pazienza, ma tu quando altri dicevano cose di questo tipo e magari non le afferravi perché non facevano parte della tua cultura o della tua conoscenza, li insultavi malamente dandogli dei dementi? No, questo no. Ok, allora, se poi si dovesse trovare un bivio e avere da una parte tante persone da voler istruire che ti insultano e poi dall'altra parte un banchiere che ti dice via da me va. Io lo capisco il bivio, poi faccio fatica ad amare il banchiere, no? Per cui poi alla fine, però un po' il bivio lo capisco. Io credo che le persone debbano mettersi anche nella condizione di acquisirle le cose e di star serene, perché c'è troppa idiozia, troppa cattiveria, c'è troppo. Per cui facciamo bene a fare il nostro lavoro, lo continueremo a farlo, lo faremo al meglio, ma dall'altra parte serve una grandissima sensibilizzazione e che l'anima degli mortacci loro sia con loro, con noi. E comunque però ricordati che lo stesso Platone nel suo mito della caverna diceva che se dopo aver scoperto la verità uno volesse tornare dai propri compagni per cercare di raccontargli quello che ha scoperto e cercarli di fargli uscire anche loro dalla caverna, i compagni lo ucciderebbero. Quindi diciamo che finché mi insultano mi va bene, che non vadano oltre rispetto a questo. Ok, cioè, io però sai purtroppo... che io sono fatto così, io sono mezzo Platone e mezzo Ermonnezza, per cui il mix è strano. Praticamente platezza. Precisamente. Una platessa, filetto di platessa. E comunque il problema grosso, Gabriele, è la dissonanza cognitiva, cioè le persone che hanno vissuto, diciamo, immersi in questa caverna e quindi hanno percepito questo messaggio mainstream nel quale la creazione di denaro non solo non viene mai citata, ma viene considerata tabù, cioè proprio non se ne può neanche parlare. Oddio, quei pochi che hanno provato in televisione, sui giornali, a parlare di creare denaro sono stati tutti quanti vilipesi, maltrattati in tutte le maniere, perché è un argomento tabù. E quindi non è facile tirarlo fuori e far capire alle persone che è una cosa normale, che in una società civile, anzi, dovrebbe essere lo strumento principale delle politiche economiche, cioè non si può andare avanti in cui per fare una qualsiasi politica economica, per, non so, risolvere il problema degli alluvionati dell'Emilia Romagna, bisogna, diciamo, tassare i cittadini, prendere i soldi, raschiare il fondo del barile, perché i soldi non si possono creare, cioè è una follia assoluta. I soldi si creano, non sono più legati a loro, dobbiamo usarli per raggiungere gli obiettivi che la società ha e che la Costituzione ci impone. Quindi... Certamente. Volevo chiedere due cose, dicevamo anche perché Sandro a un certo punto deve anche uscire giustamente, però due temi li devo toccare con l'aiuto di Fabio e ovviamente di Sandro. Sì. Primo tema, allora, come penso Fabio saprà, a settembre, agosto-settembre, verrà lanciata una nuova forma di moneta che circolerà all'interno dei paesi del BRICS, una moneta fiscale particolare
che dovrebbe in teoria agire da competitor importante per il dollaro finanziario. Questo di moneta in qualche modo aderisce da un punto di vista dei principi a quello che voi andate predicando da anni con la moneta positiva? No. Allora, intanto non si sa ancora che cosa vogliono fare, perché c'è un incontro adesso, penso il 20, il 25 di agosto, nel quale definiranno che cosa. L'ipotesi più probabile è che si definisca una sorta di ECU tra le nazioni BRICS. Ti ricordi che prima di entrare nell'euro si creò questa moneta, diciamo, convenzionale, perché gestiva gli scambi tra le nazioni. Ecco, siccome caso vuole che i 5 paesi del BRICS hanno tutte monete che iniziano con la R, vorrebbero fare questa moneta che si chiama 5R, in modo tale che sia la moneta comune a tutti questi paesi. Si vocifera anche che questa moneta potrebbe avere un qualche collegamento con diciamo l'oro accumulato nelle banche centrali, ma in realtà è una moneta di scambio tra nazioni e quindi non ha impatti all'interno delle singole nazioni. La cosa che a me lascia molto perplesso è che, nonostante che i BRICS stiano agendo in maniera innovativa e rivoluzionaria da questo punto di vista, però anche loro non hanno, diciamo, a parte la Cina, un sistema di creazione di moneta positiva all'interno del loro sistema. Cioè comunque tutti utilizzano la stessa struttura di tutti i paesi, diciamo, occidentali, quindi banche centrali e banche private che creano il denaro. L'unica eccezione è la Cina, perché la Cina, pur avendo la stessa struttura, banca centrale e banche, diciamo, commerciali, in realtà, essendo tutte pubbliche, sia quella centrale che quelle commerciali, praticamente lei emette denaro tranquillamente sia attraverso le banche commerciali che attraverso la sua banca centrale, e quindi è come se emettesse moneta, come diciamo noi, attraverso il Ministero del Tesoro. Però nessuno ha, come abbiamo fatto noi in Italia, creato una moneta a valenza fiscale e che in realtà non ha in sé la caratteristica del debito, e quindi, diciamo, vedremo se anche loro piano piano cominceranno a ipotizzare, come stiamo facendo noi, la creazione di una moneta finalmente sganciata dal debito. Ho capito, quindi bisogna vedere un pochettino, chi vivrà vedrà, insomma, vediamo un po' come va a finire ad agosto-settembre con questa nuova moneta. Sarà interessante perché sarà un cambiamento epocale nell'economia mondiale, quindi è molto interessante quello che toglieranno il dollaro da moneta di riferimento a livello mondiale, come è ormai da quando Bretton Woods ha deciso questa cosa, e per la prima volta un numero di nazioni importanti, che tra l'altro a livello di popolazione è maggioritaria nel pianeta Terra, e chiaramente queste avranno come moneta di riferimento non più il dollaro e un'altra, e quindi comporta anche di ridurre le riserve in dollari nelle banche centrali, e quindi ci sarà un crollo teorico, diciamo, del valore del dollaro, che potrebbe mettere in difficoltà gli Stati Uniti. Ho capito, quindi interessante. Vediamo un po', perché volevo un parere qualificato. Bisogna stare attenti perché se esce fuori un'altra sorta di ECU e poi c'è il rischio dell'ECU ansia. Con una sofferenza, con la gente che soffre piange, poi, gente che piange in banca. In Brasile, l'eco ansiao, meravigliao. L'eco ansiao, sì. Esatto. È pericoloso. Allora, io volevo parlare con Sandro, adesso cogliamo l'occasione di questa bella trasmissione, di questa bella chiacchierata, anche per fare qualche piccola precisazione. Allora, io ho avuto modo di conoscere il lavoro di Sandro, il lavoro di Fabio Conditi, e la collaborazione con due persone del genere, per quanto mi riguarda, è una dimostrazione non soltanto di ricchezza intellettuale e di impegno civile, ma anche di onestà, sia intellettuale che morale. Ora, io con Sandro ho avuto uno scambio qualche giorno fa, alla luce di quello che ho visto scritto in un gruppo di commentatori legati al canale di Controinformazione di Cesare Sacchetti, e lo nomino senza vergogna perché è una persona le cui notizie comunque sia vengono da me spesso esaminate, e sinceramente trovo che sia un giornalista con un certo acume. Tuttavia, quello che succede spesso nel gruppo dei suoi commentatori è che si spara a zero sulle persone, magari sui protagonisti di alcune informazioni alternativa, certo a volte magari con dei sospetti fondati, però bisogna anche saper valutare ogni situazione, e qualcuno ha avuto la brillante pensata di accomunare
certi personaggi che hanno ormai una sorta, diciamo così, di pedigree politico, a quello che Sandro ha fatto da un po' di tempo fa alla Camera, al Senato se non sbaglio, facendo una conferenza in collaborazione credo con Fabio Conditi, appunto, anche quel sacerdote che avete nominato prima, che avete Sì. quindi una collaborazione importante, che ha fatto una conferenza in cui avete parlato di aspetti economici, di questioni economiche molto importanti. Ora, il semplice fatto di avere organizzato una conferenza al Senato e di aver parlato non significa automaticamente che uno sia venuto le chiappe al sistema. Intendiamoci, se tu, persona di riferimento, hai un'associazione, desideri portare alla luce un problema, alla luce, cioè a conoscenza della politica un problema, chiedi di poter utilizzare l'aula del Senato, vai, parli, senza che ti chieda chissà quale pedigree politico. Quindi è abbastanza pretestuoso e anche un po' sciocco andare lì a sparare a zero, citando dei fatti pubblici, pensando che tutti quanti siano uguali e si fa tutti l'erba un fascio. No, signore, non è così, almeno non per quanto riguarda il lavoro di Sandro. Sandro, io so che hai avuto, penso, una brutta reazione a leggere certe cose ed è comprensibile. Ma guarda, queste cose capitano spesso. Il discorso è molto semplice. Ho fatto un video al tempo, forse un anno fa, in cui dicevo tutto è sistema. Il sistema è un concetto matematico, per cui tutto quanto è sistema. Dire fai parte del sistema è come dire fai parte della vita. Tutto quanto è sistemico, per cui tirarsene fuori è soltanto un gioco dialettico che permette ad alcuni che non hanno valore all'interno di una dimensione anche ufficiale di prendersi uno spazio, una nicchia, mettersi in un angolo e bersagliare chiunque altro per rafforzare la propria immagine di anarchici o fuori dal coro, tanto per nominare una tradizione televisiva che a caso. che è ultra, diciamo, sistemica. Per cui il fatto che i medici so cattivi non vuol dire nulla, perché allora uno che non è un medico diventa medico e fa il più grande medico stregone del mondo, perché purtroppo il sistema dei medici è cattivo. Non ci risolvi i problemi, cioè passi dalla padella, no, alla brace, passi proprio al vulcano, perché in questo modo noi dobbiamo da un lato oggettivamente capire dove sono le falle della dimensione ufficiale, dall'altro costruirci anche una cosa non ufficiale, autonoma, quello che vuoi, ma in un equilibrio logico e soprattutto agendo anche dall'altra parte. Poi Fabio lo fa più di me, cioè lui coi politici ci parla proprio, addirittura, capito? Come San Francesco con gli animali. Io invece non ci riesco, però riconosco che esiste la legge, riconosco che esiste la politica, riconosco che esistono le cose. Il fatto che uno non le riconosca per fare il giornalista antisistema, altro non fai che, ponendoti in quel modo, costruirti la tua possibilità economica facendoti eseguire da gente che sta fuori di testa e che accetta il fatto che non esista la politica, non esiste la legge, non esistono i carabinieri, non esiste un cazzo. Non funziona così. E poi si creano le sette di gente malata e pericolosa. Non funziona in quel modo. Dobbiamo oggettivamente, te la faccio pratica. Sì. Se Speranza è una persona che ha fatto delle cose brutte, e io la condivido la cosa e la dicevo già al tempo, ok? Non è che il santone dall'altra parte che si propone come guaritore è peggio, è meglio di quello, è peggio. Ok? Ci siamo? Forse avete pure capito che cosa intendo. Per cui stiamo Santone, calmi. sì. Stiamo calmi. Allora, se noi andiamo lì a sì. parlare, e peraltro nella fattispecie parliamo di un gruppo che già ha ottenuto risultato, per cui non va a portare una teoria appesa all'aria e finisce lì, anziché romper cazzo, perché poi chiaramente quelli rompono il cazzo che dicono lo sai, lì dentro ci sta pure quello che fa parte della massoneria, che fa parte, ma che cazzo me frega? Se io porto a casa un risultato, poi che ce la porto che dentro il gruppo c'è sta uno che ha i timbri addosso, non mi frega niente. Cioè il problema mio non è che
Speranza fa parte di una loggia. Il problema mio è che mi rompe i coglioni per 3 anni e non me li deve rompere. E il prossimo che mi dice resti dentro casa, gli taglio le mani. Non è che quello fa parte della loggia, a me che quello fa parte della loggia, non me frega niente. Fa parte di quello che gli pare, che non mi devi rompere cazzo. Come chiaro? Cavaliere Nero, mettiamola così. Precisamente. Aggiungo una cosa, che io non prego. conosco quali erano le argomentazioni di questo Cesare Sacchetti, ma se parliamo del convegno, se avevo qualcosa da ridire sul convegno che ho organizzato alla Camera dei Deputati, semplicemente noi siamo un'associazione ormai conosciuta perché ho già fatto 3 convegni alla Camera e 4 al Senato, e io ho scritto direttamente al Presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo come associazione se ci dava lo spazio della Camera dei Deputati per fare un convegno su temi di carattere economico e monetario. Me l'hanno concessa tra l'altro anche gratuitamente, ma nessuno ci ha detto che cosa dovevamo dire o neanche hanno voluto sapere di che cosa avremmo parlato. Noi abbiamo solo usato quegli spazi e ne abbiamo approfittato per fare una critica pesante al sistema, proporre soluzioni concrete, cercare di dare delle visioni da dentro le istituzioni, perché crediamo che sia un messaggio importante parlare non solo da fuori, ma parlare dentro le istituzioni e cercare di portare la nostra voce, a chi dovrebbe poi decidere. Beh, certamente, io preciso, non è stato Sacchetti a fare queste osservazioni, sono stati gli utenti del suo gruppo, del suo canale Telegram, perché poi lui ha parlato di un certo personaggio che ha fatto una certa conferenza stampa al Senato, un personaggio politico che è anche un giornalista, e penso di aver detto tutto quanto, no? Siamo capiti di chi stiamo parlando. Allora, gli utenti, no. Allora, lui ha parlato, allora, la sputo tutta quanta fuori, va. Allora, Sacchetti ha criticato pesantemente Francesco Toscano per aver fatto una conferenza al Senato in compagnia di Marco Rizzo, eccetera, eccetera, e li ha additati da personaggi. Sì. Quello è uno strumento, lui è un partito politico. Esatto, neonato che però lega con il vecchio Partito Comunista, ok. Esattamente, personaggi politici. La politica è una cosa nobile, per carità, giornalismo anche, niente da dire, per cui ognuno fa le sue scelte, poi uno ha il diritto di criticare. Va benissimo, li ha criticati dicendo che sono personaggi integrati al sistema. Va bene, d'accordo. Gli utenti che seguono il suo canale poi sono scatenati e hanno messo nel calderone anche Sandro Torella, dicendo che... Io capito, che cazzo non è colpa di Sacchetti. No, sì, è colpa anche dei Sacchetti probabilmente, nel senso che se tu fai un'azione in un certo modo, facendo in modo che si avvicinino persone che è buono tutto purché si vada contro qualcuno, è chiaro che poi a quel punto tu ne benefici perché si crea una serie di interazioni, non fai chiarezza perché ti conviene. Io non lo so se adesso lui se n'è accorto più o meno, questo non te lo so dire, però la tendenza in questi canali è un po' questa, è quella di diamo contro a tutti, perché chi gestisce il canale, più si crea questo effetto disastroso, più sale l'audience, che è speculare a quello che succede nei canali televisivi, dove chiami Sgarbi, una prostituta della TV, una rincoglione e un giornalista, quelli strillano, litigano fra di loro, e tu che stai lì imbambolato che segui questi che urlano. Cioè funziona così la televisione, non deve funzionare così anche il web o quella che viene definita controinformazione, che non vuol dire nulla, controinformazione, cioè o informi o non informi. Certamente, per vabbè, cui ma il rischio è questo, insomma, ecco, questo è per questo dico c'è bisogno, ora non so se è il caso di Sacchetti, che peraltro non conosco, c'è bisogno invece di fare molta chiarezza. Altrimenti entri dentro il Parlamento e allora sei un bastardo. Ma che cazzo vuol dire? Ho parcheggiato lì vicino, cioè, non ho capito. Noi siamo andati a fare un'altra cosa. Certo. Vabbè, tanto che tu che già non me va, sì. Allora, già non Prego. me va. Cioè, capito? Già non c'ho voglia perché mi stanno sul cazzo. Poi se mi fai pure così. Sì, infatti non aiuta. Ma io mi limito a precisare. Allora, io ho cercato di interpellare Cesare Sacchetti per invitarlo in radio per parlare delle sue posizioni e del lavoro che fa, ma è un individuo abbastanza sfuggente, nel senso che vive in una specie di torre d'avorio delle informazioni, c'è il suo canale, il suo blog, i suoi fedeli, tra virgolette, la sua comunità del canale, ed oltre a quello non si va. Anche Andrea Colombini a suo tempo lo invitò a confrontarsi. Allora, anche Andrea Colombini lo invitò a confrontarsi, ma non accettò mai l'invito. Sembra che non voglia accettare il confronto. A me dispiace, ma ti perché conviene.
Gabriele, così ti conviene, per questo dico manco lo conosco, però ci ho preso, vedi, no? Perché ho la veggenza. Ti conviene. Perché fanno così? Perché in quel modo si mettono sull'altare, sparano e quelli sotto litigano. Quelli che litigano sotto ti fanno interazione. Se tu ti poni preciso, interagisci tu, metti le cose in chiaro, qualcuno lo perdi, qualcuno entra, è molto più faticoso e produci di meno. È per questo che si pongono in quel modo, perché è più produttivo, guadagni di più. È un peccato perché comunque proviamo a dare, siccome il convegno ha prodotto da poco, abbiamo fatto un libro che descrive tutto quello che abbiamo fatto in questo convegno, se mi permetti, sul sito www.monetapositiva.it c'è la possibilità di poter ricevere questo libro a chi fa delle donazioni alla nostra associazione, e quindi ci sarà la possibilità di vedere realmente quello che abbiamo detto, perché dobbiamo spostare il focus dal dove uno va a parlare a che cosa dice, perché se io, anche parlando dentro le istituzioni o parlando con politici e partiti, dico cose che danno fastidio al sistema e che vogliono farlo andare in una direzione a favore della popolazione, è sempre cosa buona e giusta, insomma, no, dobbiamo entrare nel merito delle cose che si dicono e non tanto del dove e a chi si dicono, perché sennò diventa tutto troppo facile. Precisamente, è tutto lì, cioè la questione è tutta questa, è così, c'è la sostanza. Qui invece ci perdiamo su ste chiacchiere inutili, c'era quello, c'era quell'altro, sono andati in quel luogo, tutte cazzate, e poi ti perdi il risultato già ottenuto. Cioè la cosa clamorosa è che il risultato l'hai già ottenuto, lo devi soltanto ripetere, e questi, anziché cercare di capire quello che è successo lì dentro, chiacchierano. Quello ha messo la mano così, il gesto massonico, quello ha fatto le corna, quell'altro si è grattato una chiappa, ma c'erano cose allucinanti, capito? Poi è chiaro che chi governa ride, perché dice questi sono deficienti. Ma tra l'altro è stato un esperimento nel quale non c'eravamo solo io e Sandro, c'era Carlo Freccero, c'era Paolo Becchi, Francesco Carraro, Nino Galloni, Ilaria Bifarini, cioè c'erano tanti personaggi diversi, tutti accomunati dalla stessa visione e dall'individuazione delle stesse soluzioni, che è un risultato quasi unico in Italia. In Italia ci si divide sempre come opinioni, eccetera. Lì per la prima volta tante persone, compreso Don Roberto Caria, che è un teologo morale e sociale, avevano la stessa visione e abbiamo cercato di comunicarla al mondo per cercare di condizionare gli eventi futuri, insomma. Però vedi qual è il problema, Fabio? Il problema è che adesso che tu hai detto questi nomi, chiunque di quelli che sta ascoltando, che ascolterà, dirà: ah, quello lì non mi piace, ma manca a me, ma che me frega? Cioè, anziché devi fare la squadra precisa per il tuo campionato, ma non funziona così. Cioè, a me quello che mi interessa è l'oggetto della discussione. Finché tu non parli della sostanza, ma t'appelli, c'è sta cosa della personalizzazione. Berlusconi, ora Cenere, è dentro di voi. Ognuno, la personalizzazione. Cioè deve essere per forza il carisma del personaggio, quello, lui, lei, ma che me frega? Cioè, la cosa fondamentale del teatro, per esempio, è la sostanza. L'argomento. Cosa stiamo dicendo, no chi lo dice. E finché non usciamo da questo, e Sacchetti non ci aiuta. Certamente. Non è l'unico, non è l'unico. No, per carità, c'è sempre tanta contestazione. È un peccato perché, a mio avviso, è un personaggio molto brillante dal punto di vista della ricerca. Tratta di economia, di moneta, di cose di questo genere. Diciamo che si occupa anche di cose economiche, però fa spesso riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. È un po' sintetica come richiamo. È interessante come richiamo teorico all'eventuale trattazione di problemi mi piacerebbe conoscerlo, insomma, anche a me. Un personaggio che me, se riesci a organizzare un incontro sono disponibile a fare un confronto. È abbastanza complicato, ma ci proverò. Adesso proveremo a diffondere questo programma, questa puntata magari anche nei suoi canali, vediamo se è sensibile a questo genere di richieste e avere un bel confronto, perché a me il confronto piace. Non sono contro nessuno a prescindere, bisogna confrontarsi sulle idee. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma stare lì a fare a infilarsi e chiudersi una torre d'avorio, secondo me serve a poco in questo caso. Quindi, e poi sinceramente poi
bisogna anche valutare se una persona ti attacca e se ha motivazioni e fondati motivi per farlo, perché sinceramente qua dire che Radio Ascolto Live è venuto al sistema mi sembra, cioè se qualora volessero criticarci dicendo che siamo venuti al sistema farebbero, diciamo, cilecca, perché qui stiamo andando avanti con zero soldi e molta buona volontà, quindi da vendere c'è ben poco, qui abbiamo venduto già tutto, siamo già a posto, quindi non abbiamo Ma niente. se ti aspetti cose simili, cioè ti dico, tutto quello che ho sentito fino ad oggi, cioè, lascia perdere, ti diranno qualsiasi cosa. Possono dire. Mi finanzia Soros, c'è un teatro di 50 posti, dico, sei sbagliato Soros. Forse aveva mettere uno zero in più nell'assegno, vabbè, noi siamo sì, si è sbagliato, poraccio, cioè, insomma, tocca dargli una mano. Stiamo aspettando dico, ancora i soldi. Sì. diventa complicato poi. Vabbè, uno ci prova. Lo so, quando si scende però a sto livello poi diventa complicato parlarne. Certe cose hanno senso, altre certo. no. Noi facciamo il possibile. Se uno ci prova. Chi vuole confrontarsi. Certo, un tentativo lo facciamo, Un tentativo lo facciamo, facciamo di buona volontà, ci mancherebbe. Comunque, allora, il tempo si avvicina perché fra un poco Sandro deve uscire, quindi adesso andiamo ai saluti, e ringraziamo intanto Fabio Conditi, Sandro Torella, bellissima accoppiata, bellissimo spettacolo, sono ansioso di vederlo anche questo, quindi Zitto e Stampa, è uno spettacolo che girerà per i teatri, e avremo anche, se tutto va bene, la fortuna di rivedere sia Sandro che Fabio in Sardegna a settembre, stiamo parlando prima del fuori onda, quindi state sintonizzati perché secondo noi ce ne saranno delle belle anche a settembre, magari sarebbe molto interessante. Ci organizziamo. Assolutamente, così avremo voglia di conoscere anche il vostro collaboratore Don Caria, che in effetti vorrei avere il piacere di conoscere perché ha collaborato a quanto ho capito in maniera importante ai vostri convegni e a molte iniziative, specialmente nell'ambito della moneta positiva, quindi sono curioso di conoscere questa squadra, molto interessante. Comunque, per adesso ringraziamo tantissimo Sandro Torella, Fabio Conditi che torna con noi, bellissimo. Grazie a te, Gabriele. Queste non conforme, seguiteci sui nostri canali, Rumble, Telegram, Facebook, YouTube se non ce lo chiudono, eccetera, eccetera. Tutte le descrizioni sono nelle descrizioni del video, tutti quanti i canali di accesso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram che è importante perché quello è la nostra sponda senza censure. Quando ci sospendono, ci danno gli strike, noi andiamo là. Ci sentiamo al sicuro. Benissimo. Grazie ancora ai miei ospiti gentilissimi, sono Gabriele, questo è Non Conforme, Radio Ascolto Live, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Saluti a tutti.